In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Finalmente la separazione delle carriere. Ieri il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato la proposta di riforma costituzionale che stabilisce una netta separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, tra giudice e PM. Ci saranno 2 CSM estratti a sorte per eliminare le derive correntizie e un'alta corte disciplinare per i magistrati. È una svolta storica e un passo avanti per la democrazia. Schifani, lista impresentabili contraria alla Costituzione. Definire impresentabile un candidato solo perché sottoposto a un'indagine penale rappresenta una violazione della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sanciscono la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva. Netta e condivisibile la presa di posizione del presidente Schifani. Il G7 Agricoltura in Sicilia. Dal 26 al 28 settembre si svolgerà a Siracusa, nell'isola di Ortigia, il G7 dei ministri dell'agricoltura, che sarà abbinato ad un Expo di 10 giorni sull'agroalimentare italiano. Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ieri in visita in Sicilia, ha spiegato le ragioni della scelta della nostra isola. Si incontrano finalmente Schifani e la Coldiretti. Accettate tutte le proposte della Coldiretti nell'incontro di ieri con il presidente Schifani. Arriveranno fieno e acqua agli allevatori grazie a un sistema di voucher, saranno costituiti i comitati di agricoltori che affiancheranno i commissari dei consorzi di bonifica e soprattutto si istituirà un tavolo politico. Il presidio rimarrà fino al mantenimento di tutti gli impegni. Vergognoso oltraggio alla Tardino, capolista della Lega. Alcuni imbecilli che si nascondono dietro l'anonimato hanno sporcato in modo sconcio a Licata i manifesti della capolista della Lega alle europee, Annalisa Tardino, originaria del comune dell'Agrigentino. Episodi di questo tipo non meritano neppure di essere ricondotti ad una matrice politica. Si tratta solo di cretini e retrogradi sessisti. La nostra solidarietà alla Tardino. Il ricorso Blu-Tech al TAR di Palermo. Il TAR del Lazio si è dichiarato incompetente rispetto al ricorso presentato dai gruppi esclusi dall'assegnazione dello stabilimento Blu-Tech alla società del gruppo Pelligra e ha trasferito il caso al TAR di Palermo. Il trasferimento potrebbe comportare una serie di ritardi, rendendo necessario un provvedimento di legge per la proroga degli ammortizzatori sociali. Dalla Regione 65 miliardi per la viabilità rurale. In arrivo 65 milioni di euro per gli imprenditori agricoli in Sicilia per il miglioramento della viabilità delle aree rurali e delle aziende agricole. Lo prevede il bando per ottenere i contributi dell'intervento Investimenti per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali, pubblicato dal Dipartimento regionale Sviluppo Rurale dell'Assessorato all'Agricoltura. Oggi allerta incendi arancione. La Protezione Civile della Sicilia ha pubblicato un avviso con livello di allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore, valido per l'intera giornata odierna, e per la giornata di domani si prevedono temperature intorno ai 30 gradi in quasi tutta la Sicilia. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.